Buongiorno, bentrovati col notiziario di Prealpina.it che apriamo con la tragedia avvenuta ieri sera a Montegrino Valtravaglia lungo la provinciale 23. Un motociclista ha perso il controllo del mezzo, una Yamaha da cross, ed è caduto a terra morendo sul colpo. La vittima è Michele De Maria, di 43 anni, residente a Brebbia. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio dei Carabinieri. Maggiori approfondimenti si possono leggere su prealpina.it. A Castelfidardo è morto l'ex direttore sportivo della società ciclistica Busto Garolfo, Stefano Martolini. È stato travolto ieri durante una gara ciclistica. Sentiamo il servizio di Marco Croci con le immagini degli attimi che hanno preceduto la tragedia. Una volata verso il traguardo, l'impatto violentissimo tra un ciclista e l'uomo fermo a bordo strada. L'ex direttore sportivo della società ciclistica Busto Garolfo, Stefano Martolini, 41 anni, è morto ieri a Castelfidardo in un incidente tanto tragico quanto assurdo. Residente a Santo Stefano Ticino e molto noto nell'Alto Milanese per la sua passione per il ciclismo. Dopo aver allenato per 6 anni gli allievi del Busto Garolfo, 2 anni fa Martolini era stato nominato direttore sportivo degli Under 23 della Virtus Vigevano. Proprio in qualità di tecnico della squadra ieri aveva accompagnato i suoi ragazzi al trofeo comune di Castelfidardo. Come tanti colleghi, in vista della volata finale si era posizionato sul marciapiede a circa 300 metri dal traguardo, così da osservare meglio quelle che da sempre sono le fasi più concitate di ogni gara ciclistica. All'improvviso però è successo l'impensabile. Un ciclista lanciato a piena velocità ha sbandato, salendo sul marciapiede e travolgendolo in pieno. Entrambi sono caduti a terra. Il ciclista si è salvato grazie al casco. Martolini ha picchiato violentemente il capo sull'asfalto, riportando un trauma cranico che gli è risultato fatale. E un'altra tragedia si è verificata sui binari del Malpensa Express. Un uomo di 30 anni ha perso la vita nella notte scorsa, intorno alle 23 di ieri sera, sulla linea ferroviaria Milano-Saronno in direzione dell'aeroporto internazionale. Sulla dinamica sono in corso le indagini delle forze dell'ordine, ma è certo che il trentenne sia stato travolto da un convoglio di passaggio. L'incidente è successo all'altezza del sottopasso di Carno Pertusella al confine con Cesate. All'arrivo dei soccorritori l'uomo era già deceduto. Maggiori approfondimenti su prealpina.it. Grande mobilitazione per un violento incendio scoppiato nella tarda serata di ieri in un capannone di Venegono Inferiore. Vediamo il servizio di Massimo Rovati. Sono ancora da accertare le cause del violento incendio divampato nella tarda serata di ieri, domenica 22 maggio, in un magazzino di via Martin Luther King a Venegono Inferiore. Il capannone si trova accanto a una ditta che effettua lavorazioni di materie plastiche. Non appena è partita la richiesta di aiuto, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con squadre arrivate da Varese, Tradate e Saronno. Gli esperti hanno dovuto lavorare fino a tarda notte per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area. Stando ai primi riscontri, le fiamme hanno divorato i 150 metri quadrati di deposito, distruggendo tutti i materiali immagazzinati. E adesso parliamo di sport, partendo dal Milan che ha vinto lo scudetto. Grandi festeggiamenti anche a Varese, dove ci sono tifosi illustri della squadra rossonera. Il servizio è di Marco Croci. Il triplice fischio che ha sancito la fine della partita fra Sassuolo e Milan ieri con la vittoria per 3-0 della formazione di Pioli e la conquista dello scudetto ha innescato la festa del popolo rossonero. In tutta Italia è esplosa la gioia nelle piazze fra cori, caroselli di auto, colpi di clacson e fuochi d'artificio. A Varese la polizia locale è stata costretta a chiudere il centro alle auto per impedire ulteriore assembramento in piazza Montegrappa. La vittoria ha infiammato il partito milanista che in provincia conta tanti esponenti. Dal governatore Attilio Fontana al suo predecessore Roberto Maroni, dal sindaco di Busto Arsizio e presidente della provincia Emanuele Antonelli all'ex parlamentare Daniele Marantelli, fino all'agronomo e già vice sindaco di Varese Daniele Zanzi. E sempre per il calcio, il Varese supera il Casale e accede alla finale playoff di Serie D. Il servizio è di Mattia Sette. Il Varese vince a Casale per 2-1 e conquista la finale domenica prossima contro la Sanremese. Continua la cavalcata dei biancorossi nei playoff di Serie D. La formazione allenata da Gianluca Porro si impone in rimonta sul terreno della Natale Palli.
contro il Casale che con un gol per tempo di Disabato e Minai, dopo l'illusorio vantaggio di Forte per i nerostellati che non perdevano da 16 partite. 3 punti che confermano lo straordinario finale di stagione del Varese, alla 7ª gara utile con 17 punti in tutto, che alla distanza ha imposto il suo maggiore tasso tecnico. Finale playoff anche per il Legnano, vittorioso sul campo della Folgore Caratese. I Lilla domenica prossima sfideranno la Casatese. Questa è l'ultima notizia, appuntamento col TG delle ore 19. Buona giornata.